Buongiorno ancora ragazzi, oggi diciamo che la situazione è stata un po' movimentata per le scosse di terremoto. In effetti alle ore 8:05 negli USA, che sarebbero poi le 17:02 italiane, è stata registrata una forte scossa di terremoto nella costa ovest degli USA di magnitudo 5.8. La scossa giustamente è stata a molte città vicino San Francisco e Vancouver. In effetti dalla popolazione non si sa se ci sia pericolo di tsunami, perché perlomeno nelle notizie ragazzi che ho trovato non ho trovato nulla di tutto ciò. Non ci sta scritto se ci stanno danni a persone o cosa. L'epicentro, dicono, è stato localizzato in Oregon, mentre l'ipocentro è a solo i 12 km. Perciò ho detto tsunami, perché la profondità della scossa di terremoto è molto molto bassa, 12 km. Poi il sisma è di 5.8, quindi potrebbe anche provocare uno tsunami. Sfortunatamente non ho più notizie di questo, ho trovato solamente quello che giustamente l'ho trovato in americano, quindi in inglese ho fatto la traduzione, ma più di questo non mi dicono, quindi è una, diciamo, una notizia che è uscita più o meno 20 minuti fa, perché in effetti sono le 8:05 di lì, ma sono le 17:02 italiane, cioè in effetti ora sono 17:49, quindi diciamo che è avvenuto ragazzi 47 minuti fa, quindi è una notizia proprio fresca fresca, più o meno neanche un'ora fa è avvenuto, quindi non si sanno ragazzi se ci sono danni, se c'è stato uno tsunami. Si sa solo la magnitudo, la profondità e dove diciamo è stato localizzato, quindi magnitudo 5.8, che sarebbero le 17:0, le 8:05 locali, che sarebbero le 17:02 ora di italiana. Nella costa ovest è avvenuto il sisma, esattamente nell'Oceano Pacifico settentrionale. L'epicentro Oregon, ipocentro a soli 12 km. Quindi se saprò altre notizie ragazzi aggiornerò la situazione. Per ora è questo, purtroppo sono pochi minuti che è successo, quindi neanche un'ora fa, quindi per forza secondo me ho provato a cercare, ma più di questo non dicono. In italiano non ci sta neanche, figurarsi, quindi già è difficile trovarlo in inglese, in italiano non ci provo proprio. Comunque aspetterò un po', se mai più tardi faccio un aggiornamento ragazzi. Quindi buona serata a tutti e ci sentiamo dopo.